Situazione critica per le pensioni attuali, ma anche per quelle future. Quali sono i punti, i nodi cruciali? Beh, intanto ci aspettiamo che il governo riproponga i tagli alle pensioni medie e medio-alte che ha praticato negli anni precedenti, determinando un impoverimento ancora più importante delle pensioni medie. Ci sarà, pensiamo, speriamo sicuramente, la salvaguardia delle pensioni più basse, ma troviamo profondamente ingiusto che non ci siano gli adeguamenti sufficienti per garantire anche le pensioni un po' più alte. Stiamo parlando di pensioni che stanno attorno ai 1.800, 1.700, 2.000 euro, insomma, ecco, e non capiamo perché si vogliano praticare dei tagli rispetto agli aumenti e fare cassa per fare altre operazioni. Magari per finanziare la flat tax o altre cose. Noi pensiamo che per tutte le pensioni deve essere garantito il potere d'acquisto. Differenza di genere, anche importante. Abbiamo fatto una ricerca nella quale si mette in evidenza che in Veneto le donne hanno dei trattamenti pensionistici che sono esattamente la metà dei maschi. E questo deriva dal fatto che le carriere lavorative delle donne sono spesso saltuarie, sono intermittenti, sono fragili, non sono riconosciuti i tempi di cura, e questo è un paese nel quale ancora i tempi di cura sono messi in capo alle donne, e questo determina poi dei trattamenti pensionistici molto poveri. Pensione di garanzia richiedete per i lavori discontinui? Assolutamente sì, perché è sempre bene ricordare che i trattamenti pensionistici sono legati alla vita lavorativa delle persone, a maggior ragione col sistema contributivo per il quale le pensioni sono costruite in ragione dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Ora, se la vita lavorativa è intermittente, discontinua, saltuari, sono dei periodi lunghi di non lavoro, è evidente che ne risentiranno i trattamenti pensionistici. Quindi occorre fare un intervento, ridurre le norme che in questi anni hanno precarizzato i rapporti di lavoro e immaginare delle forme di garanzia, proprio perché se si chiede alle persone di avere un rapporto di lavoro flessibile deve esserci un sistema di welfare e un sistema pensionistico che riconosca quella flessibilità.